Analisi economica e monitoraggio nei settori tessile, abbigliamento, calzature, legno, meccanica dell'artigianato provinciale di Venezia, il valore dell'artigianato in tempi di crisi. Questo è il titolo di una iniziativa voluta da Confartigianato CNA e Casa Provinciale di Venezia con il contributo dell'ente bilaterale della Camera di Commercio di Venezia per monitorare il manifatturiero di questi settori nel territorio. Un manifatturiero che dopo 8 anni di crisi è ancora fortissimo, di 3.000 imprese, anche se però ne ha perdute quasi il 20%. Imprese che hanno saputo traghettare un periodo difficile, ma che adesso arrivano stanche a questa nuova sfida che è il mercato futuro dell'internet e della globalizzazione. Le organizzazioni hanno analizzato quasi tutte le imprese, ne hanno intervistate con un questionario oltre 500 e poi ne hanno visitate 60. Tutto questo per arrivare non solo a mappare quali sono i loro punti di forza e poterli dare alle imprese meno forti e più deboli per superare la crisi, ma anche per capire quali sono gli strumenti che le organizzazioni devono mettere in atto da qui al futuro per aiutare questi imprenditori a riscoprire il campione che è in loro. Queste aziende hanno avuto un periodo tumultuoso negli anni 90, hanno passato questa crisi affaticandosi molto, adesso hanno bisogno di nuovi stimoli. Gli nuovi stimoli non possono trovarli solo dentro se stessi, ma devono essere aiutati, e questo vogliono fare le organizzazioni grazie a questa ricerca che non finisce qui ma prosegue e analizzerà in futuro anche altri settori, tra cui l'alimentazione e il comparto casa. Noi tendenzialmente ci occupiamo di innovazione di modelli di business, di aziende o diretti di aziende, e qui ci siamo preoccupati di vedere se le aziende artigiane che sono sopravvissute alla crisi hanno le potenzialità per evolversi e per rimanere al passo coi tempi, visto i cambiamenti che stanno avvenendo nel contesto economico. Quello che emerge dalle analisi è da una parte il fatto che le aziende che sono sopravvissute alla crisi hanno le carte in regola per fare qualcosa di nuovo e rimettersi in gioco. Quello che manca spesso sono competenze specifiche su alcuni punti, ci vengono in mente subito competenze di marketing o competenze digitali, competenze commerciali, la capacità di guardarsi intorno, di immaginarsi nuovi scenari in cui competere. E sono risultate molto rilevanti la capacità di collaborare tra le imprese sia dello stesso settore che con imprese di altri settori, comunque per acquisire massa critica e riuscire a avviare processi di internazionalizzazione. Altro aspetto che è risultato molto rilevante è l'ambito della continuità aziendale, quindi la necessità di inserire risorse giovani in azienda che imparino il mestiere, visto che le competenze tecniche sono molto specifiche e richiedono tempo per essere acquisite. Tutti questi aspetti però che sono specifici vanno messi a sistema in una visione imprenditoriale che sia in grado di avere un certo ottimismo verso il futuro e porsi delle nuove sfide per immaginare un futuro più ambizioso per la propria azienda. Quindi abbiamo rilevato da una parte degli ambiti specifici su cui occorre intervenire e dall'altra invece la necessità di mettere tutti questi ambiti a sistema, e su questo le imprese avrebbero sicuramente bisogno di un supporto qualificato per immaginare un futuro migliore che valorizzi davvero le loro competenze. Siamo con Lara Rossetto, la ricercatrice del Confartigianato Provinciale di Venezia, che ha collaborato alla realizzazione di questa indagine. Suo il compito di analizzare e sottoporre circa 500 questionari di imprese selezionate, di cui oggi ne avete ricevuti quasi 300, però la ricerca è ancora in corso. Quali sono stati gli elementi principali, sia di difficoltà di far capire alle imprese la valenza di questa ricerca e anche un po' nell'elaborazione dei dati? Beh, allora partiamo dal presupposto che non è stata una vera e propria raccolta dati, ma è stato un entrare nel vivo dell'ottica dell'imprenditore, quindi abbiamo sottoposto questo questionario che non era brevissimo ma era anche altrettanto semplice, insomma, e l'imprenditore si è dedicato a questo questionario raccontandoci quello che è la loro situazione aziendale, le loro politiche anche aziendali, strategie, punti di forza e punti di debolezza. E è stato un po' un toccare con mano la loro azienda e anche le loro abitudini da un certo punto di vista. È stato complicato far capire agli imprenditori che questo serve per
dare poi una mano a tutto il settore, o si sono resi conto e si sono resi disponibili? No, io che ho seguito diciamo dal vivo questa vera e propria manovra insomma di analisi e di monitoraggio, dico la mia opinione, ovvero l'imprenditore era consenziente e quindi molto disponibile a raccontarci insomma la loro situazione aziendale, quindi disponibilità e anche voglia da un certo punto di vista di raccontarsi e di potersi anche sfogare o eventualmente raccontarci o condividere le loro emozioni in positivo, perché insomma parliamo di aziende che in alcuni casi stanno vivendo un momento difficile, ma in altri anche un momento felice. Gabriele Zuppati è il presidente della CNA provinciale di Venezia. Anche voi, una delle organizzazioni che hanno con l'ente bilaterale realizzato questa ricerca sul tessile, abbigliamento, calzatura, legno e mobili e meccanica. Questi sono i settori interessati ora, e diciamo che l'obiettivo era non solo mappare le imprese del territorio, ma anche capire le loro esigenze per fare poi delle politiche sindacali. Come organizzazione che cosa intendete fare adesso con questi risultati? Guardi, allora, queste aziende che fanno parte dello studio, eccetera, sono evidentemente delle aziende che, di eccellenza, diciamo, delle aziende che sono punta di diamante della categoria. Allora il problema fondamentale qual è? È come adoperare e come trasformare all'interno delle associazioni questi dati, diciamo, queste conoscenze, per costruire strumenti per tutta la parte dietro, che è quella più numerosa e anche quella più in difficoltà, evidentemente, dal credito, no, alla logistica, alla burocrazia, diciamo i soliti problemi da una parte, che però non sono solo esterni, cioè non dipendono solo dal mondo esterno, ma a volte dipendono, e come si vede, anche dalla mentalità interna, la quale deve essere sollecitata ma anche supportata, e questo è l'obiettivo di fondo a cui insomma vogliamo arrivare grazie a questo studio. Lei che è un imprenditore, questo rilancio del manifatturiero, del Made in Italy, della personalizzazione, è una cosa concreta o ne parlano solo i giornali? Guardi, allora, io credo che questa sia la strada. Mi viene in mente un esempio molto famoso, non mi ricordo esattamente il nome, un camiciaio che è diventato un'azienda incredibile solo perché si è inventato come prendere le misure via internet e garantire comunque un prodotto fatto a mano, no? A un costo interessante, cioè ho capito che sono intorno ai 70-80 euro queste camicie, eppure uno si sceglie il tessuto, si sceglie la forma, cioè come quando si andava a farlo, solo che adesso si fa tutto via internet. Allora bisogna essere dei geni no, bisogna avere la giusta intuizione, ma poi le esperienze degli altri vanno distribuite e adoperate, quindi io credo che ci siano delle risposte. Sono convinto che ci sono delle risposte e che possiamo, ampliando il mercato, ottenere anche dei risultati di maggior supporto, insomma, e di sopravvivenza anche in alcuni casi. Giorgio Minighin, segretario generale di Confracinato Venezia, una delle 3 organizzazioni promotrici che, grazie al contributo dell'ente bilaterale della Camera di Commercio di Venezia, hanno voluto avviare questa mappatura della manifattura, che in realtà è un po' il punto di rilancio anche della piccola impresa in questo periodo, e quindi era importante sapere cosa facevano queste imprese. I primi risultati li avete. Adesso, come organizzazioni, quali sono gli obiettivi futuri, andrete avanti, e soprattutto quali sono le conseguenze politiche e sindacali che volete trarre da questa iniziativa? Allora, innanzitutto continueremo andando a recuperare altri 3 settori, e quindi precisamente quello dell'agroalimentare, quello sulla casa, e quindi tutto quanto il comparto casa, e quello dei trasporti. Questi sono i 3 obiettivi che ci siamo posti ulteriori per quest'anno. L'obiettivo finale di tutta quanta la nostra ricerca è quello di identificare giustamente le prerogative di prospettiva sindacale. Allora, la prima prerogativa che nasce evidente in tutti è la necessità di una formazione molto più mirata
e di un'attività quindi di accompagnamento delle imprese. Una seconda è la ridotta capacità produttiva, nel senso di quantità rispetto alla qualità che invece c'è tutta ed è l'elemento vincente, necessariamente ci porta verso per dare una spinta all'aggregazione tra le imprese. Un terzo obiettivo è quello di capire bene con l'ingegneria finanziaria, visto che le imprese del proprio ci mettono, quali strade percorrere, che non possono essere quelle della partecipazione al capitale dell'impresa, perché le nostre imprese prevalentemente sono imprese di persone e non imprese di capitali. Come? Allora sono anni che dibattiamo sulla tipologia di ingegneria finanziaria necessaria, sarà bene che incominciamo a ragionare partendo dalle esigenze reali dell'impresa e quindi dalle possibilità dell'impresa e non invece dal capitale, che è un'altra cosa. Dalla ricerca è emerso che le imprese sono riuscite a traghettare forse in qualche modo verso questa crisi, però sono stanche e svuotate in qualche modo. Avete lanciato uno slogan che è riscopri il campione che è in te, cioè ci vuole un accompagnamento anche quasi psicologico da parte delle associazioni verso questi imprenditori per dargli nuovi obiettivi. E lei dice perfettamente, è proprio questo quello che noi vogliamo fare in modo che gli imprenditori dicano ciò che serve. E nel momento nel quale sono loro a proporlo, che questo diventi la loro scelta. Molto spesso noi pensiamo con la nostra testa e proponiamo le cose che noi sentiamo, che poi sono vicine anche a quello, perché non siamo avulsi dal sistema di imprese. Però oggi l'impresa ha bisogno di dire lei cosa vuole e quindi legarsi a quello che ha detto di volere, e questa è la ragione della ricerca. Ovviamente questo comporterà per l'impresa un impegno maggiore, un impegno a rilanciarsi, a trovare lo spazio. Io credo molto più nelle imprese, passatemi il termine, vecchie e consolidate, la forza, devono avere la forza per continuare e per promuovere loro la nascita di nuove imprese. Le start-up che nascono al 90% sul settore dell'informatica o sul settore delle nuove tecnologie, eccetera. Sì, però poi quanto durano? Noi abbiamo un tasso di mortalità altissimo e vicinissimo nel tempo. Nel giro di 3 anni circa il 60% di queste imprese muoiono, e questo lo è dimostrato con i dati camerali. Va rafforzata la spinta che devono dare queste imprese grandi.